Benvenuti dietro le quinte, in questa puntata Tanto vale divertirsi. Progetto, regia e interpretazione Antonella Carone, Toni Marzolla, Loris Leoci, drammaturgia Damiano Nirchio, produzione compagnia 1 e Trio, in scena al Teatro Abeliano. Teatro Abeliano, Tanto vale divertirsi, ne parliamo subito con Antonella Carone di 1 e Trio e la particolarità che sono degli attori, registi tutti quanti. Come si fa quando si realizza uno spettacolo, insomma? Allora, sicuramente gioca a nostro favore la sintonia che abbiamo noi tre. Ci chiamiamo 1 e Trio apposta perché nasciamo come attori, proveniamo da esperienze diverse e comuni come attori scritturati, lavorando insieme nelle stesse produzioni, nelle stesse compagnie e anche non. E a un certo punto abbiamo deciso di metterci insieme perché animati appunto da un gusto comune, dalla volontà di raccontare determinate storie e anche dal linguaggio comune, ci accomunava una visione, ecco. E quindi abbiamo deciso di fondare la compagnia appunto 1 e Trio, dove ognuno di noi, oltre a fare l'attore e il regista e il ricercatore e lo studioso per questa e future prossime produzioni, ha anche altre mansioni. E quindi, diciamo, tornando invece alla regia, non è stato particolarmente difficile, una regia a 6 mani, possiamo dire, perché appunto abbiamo molto ascolto tra di noi e ancora oggi, prima di ogni replica, noi ci riuniamo, facciamo la nostra bella riunione, ci diamo le nostre belle note di regia. Prima di ogni replica, siamo arrivati quasi alla 60ª replica in totale, e ancora ogni giorno prima di cominciare facciamo un attimino il punto della situazione su quella che è stata la replica precedente. In una scena tirata a lucido, pronta ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni, 3 attori ripassano le scene dello spettacolo che di lì a poco andranno a rappresentare la famosa tragedia shakespeariana Amleto, riscritta dal capocomico in una singolare chiave comica che possa far morire dal ridere. Così Vodervi, l'avanspettacolo, teatro comico futurista, cabaret, umorismo yiddish sono mescolati in un gran pentolone con le parole del bardo inglese, dando vita a divertenti equivoci che fanno riaffiorare anche la strana natura del legame tra i tre. Parliamo dello spettacolo di questa sera, un pezzo di storia, come si fa a recitare in maniera naturale, avendo questa responsabilità di raccontare qualcosa di grosso al pubblico. La drammaturgia di questo spettacolo è firmata da Damiano Nirchio, che ha saputo creare una cornice, ecco, non voglio anticipare nulla, una cornice adeguata per far sì che la nostra recitazione andasse un pochino sopra le righe, perché diciamo l'occasione per fare questo ce l'ha fornita proprio il fatto storico, cioè durante la seconda guerra mondiale, tra il 41 e il 43, i maggiori attori comici dell'epoca casualmente si ritrovarono in un campo di transito in Olanda, dove fu allestito un teatro e questi attori dovevano continuare ad esibirsi in spettacoli comici di intrattenimento per allietare le serate dei propri aguzzini. Quindi loro sostanzialmente dovevano far ridere per non morire. Questo conflitto ci ha aperto una riflessione anche molto straziante da artisti, ma anche chiunque insomma può capire quanto può essere duro e forte questo conflitto, no? Tra il riso e il pianto, tra la tragedia e la risata, e tra la tragedia e la commedia. Quindi in scena voi vedrete degli attori che mettono in scena uno spettacolo, c'è appunto il principio metateatrale, no, pirandelliano, degli attori che provano un altro spettacolo, cioè sono attori che provano degli attori, insomma, che interpretano degli altri attori. Qual è il pezzo secondo te più difficile da interpretare di questo spettacolo, dove magari voi ci avete lavorato un po' di più? Il finalissimo, che però non possiamo spoilerare. Però magari ci dici perché è così complesso. Per quella verità di cui parlavi prima, perché lo spettacolo da un punto di vista recitativo va su 3 livelli. C'è il livello degli sketch, che è il livello degli spettacoli che mettono in prova, delle varie scene che mettono in prova, quindi che è il livello iperperformativo. Poi c'è il livello degli attori che tra uno sketch e l'altro provano e anche lì succedono delle altre cose, e poi c'è il livello degli attori quando scendono dal palcoscenico e sono gli esseri umani, e quella è sempre la cosa più difficile da rappresentare. Oggi, per rinnovare il teatro, secondo te cosa bisogna fare, detto da una giovane compagnia, per attirare anche i giovani al teatro? La cosa più antica del mondo, tornare a raccontare storie. Io ci credo fortissimamente in questo, noi crediamo fortissimamente in questo. I linguaggi si rinnovano, ma anche ritornano, un po' come la moda, no? Che a volte noi vediamo delle cose che ci sembrano wow, nuovissime, ma che magari sono state già fatte negli anni 70. E io penso questo del teatro, quindi anche vedendo un po' dove va anche il cinema, dove vanno anche le scelte del pubblico al cinema, io mi rendo conto che la gente vuole
sentire storie nuove, storie che non conosce. Penso che sia questo che adesso attrae gli spettatori. Un surreale omaggio alla comicità del Novecento e alla sua storia, un'incessante cavalcata tra frizzi, guizzi e lazzi in fuga da una tragedia che intanto si avvicina esattamente come il pubblico che incombe al di là del sipario, scandendo il tempo che resta con rumori che ricordano l'avvicinarsi minaccioso di giganti o strani apparecchi di guerra. Sorge il dubbio che ci sia poco o mai da ridere, eppure non abbiamo più molto da perdere e mi sembra tanto vale divertirsi. E dopo questa performance, che cosa vi piacerebbe mettere in scena sempre con questa nuova formazione e soprattutto questa regia a 3? Stiamo appunto ricercando una storia altrettanto forte come questa. Stiamo anche guardando dei numi tutelari della storia del teatro e del cinema. Il progetto su cui stiamo lavorando al momento è top secret perché appunto ci sono questioni di diritti alle quali stiamo lavorando e insomma speriamo di sciogliere le riserve a brevissimo, però ci vorrà un po' per produrre il prossimo spettacolo perché appunto proprio perché siamo una compagnia indipendente, non abbiamo obblighi ministeriali, ci autofinanziamo, ci autodistribuiamo, facciamo tutto da soli, vogliamo prenderci e possiamo godere del lusso di prenderci il tempo di cui abbiamo bisogno per portare in scena allo spettatore uno spettacolo di cui siamo convinti al 100%. Abbiamo parlato noi anche in diverse puntate della possibilità di trasferirsi all'estero, ma è vero che all'estero lo spettacolo funziona meglio ed è più tutelato? Tu da subito ti trasferiresti all'estero con la tua compagnia oppure no? Sì, il mondo dello spettacolo è più tutelato, il mondo degli artisti è più tutelato, però io non lo so se mi ci trasferirei adesso perché appunto sempre in virtù di quella volontà e quel piacere di raccontare storie, anche storie che vengono da altri contesti socioculturali, geografici, però noi abbiamo la nostra lingua, il nostro modo, il nostro pubblico e già per noi un grande banco di prova, per esempio quando incontriamo il pubblico della Sicilia e il pubblico dell'Alta Valtellina e quindi già questo è molto interessante. Io penso che diciamo abbiamo bisogno di lavorare qui e il Sud in particolar modo, facendo anche la tournée nazionale, ci stiamo rendendo conto che il Sud e il pubblico meridionale ha tanta fame di teatro e di storie, più di quello del Nord. E questo ci gratifica, logicamente. Grazie mille di essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao a tutti, saluto il pubblico di Dietro le Quinte TV, grazie Teresa e venite a teatro perché il teatro ha bisogno di voi. Grisi per Aurora Eventi qui al Teatro Team, parliamone subito con Danny Zucco. Innanzitutto, come è impostato un po' il tuo personaggio? Allora, il mio personaggio è sicuramente molto giovane, molto fresco e quindi si porta tutta la sua gioventù, la sua freschezza, la sua, un po' anche il suo vedere il mondo per la prima volta, quindi è comunque un ragazzo, non è un adulto e quindi è con tutte le proprie sfaccettature. Però lo identificherei fresco e molto divertente anche. Il successo di Grisi ancora oggi, che messaggio lascia al pubblico? È un messaggio frizzante delle bellissime musiche, però diciamo che la forza di Grisi è che tocca i cuori di tutti, nel senso che appunto è un sempreverde, tutti siamo stati adolescenti, tutti siamo stati a scuola, quindi ogni spettatore si può identificare in qualsiasi personaggio che Grisi ha all'interno e quindi è bello per quello, perché ti fa passare 2 ore in cui ritorni un po' al passato perché la scuola, il momento della scuola è sempre stato comunque le prime amicizie, i primi amori, è comunque un passaggio, un periodo della vita molto molto pieno e ricco di emozioni. Parlaci della scena più bella secondo te dello spettacolo, qual è? Scena più bella secondo me è il drive-in, io non spoilerò niente, ma è quando Danny invita appunto al drive-in a vedere il film con Sandy in macchina e succedono un po' di cose. Com'è la tua Sandy? La mia Sandy cerca di rendere omaggio e di rispettare, diciamo, la Sandy del film, quindi cerco sempre di dare al pubblico quello che si aspetta. Ovviamente il pubblico ha quell'icona, quindi viene in teatro e si aspetta lei. Poi ci metto sempre un po' di mio, diciamo che questa Sandy quest'anno ha un po' di pepe, è stata aggiunta una canzone, è un po' più strong, diciamo, non è la solita ingenua, dai,
un po' più carica, diciamo. Forse questo migliora perché crea una contemporaneità e anche perché questo è un musical che non muore mai. Secondo te qual è il segreto di questo successo? Perché funziona così tanto? Allora, sicuramente Grease ha una carica assurda, anche noi che entriamo in scena, magari hai una giornata storta, entri, fai Grease, saranno le musiche, saranno i colori, saranno che siamo tantissimi giovani e quindi secondo me questa è la forza e Grease rispecchia proprio i giovani e tutte le persone ci sono passati in adolescenza, chi ci deve passare quindi vede questi adolescenti e si immagina come sarà da adolescente, sia per i miei genitori che si rispecchiano, vengono a vedere Grease e si rispecchiano e ricordano i bei tempi degli adolescenti, quindi secondo me è questo che unisce un po' tutti. Parliamo della scena più difficile da interpretare dove tu magari ci hai messo un po' di più. Qual è? La canzone è la scena più difficile, diciamo, Hopelessly Devoted to You, ma anche quando la scena con Rizzo, quando Rizzo decide un po' di dire basta, mi hai rotto, e Sandy diciamo che si trova in un momento un po' di lei con se stessa, quindi c'è quel momento in cui Sandy piange, butta fuori tutta se stessa e comunque portare in scena ogni sera Sandy che piange non è facile, quindi quel momento in cui bisogna, anche io devo magari trovare dentro di me delle mie emozioni e farle uscire, quello è diciamo magari il momento più complicato, ecco. E passiamo a Rizzo e Kenickie, due personaggi frizzanti ma anche con una certa verve. Raccontaci di questa Rizzo. Allora, Rizzo è la capa del gruppo delle Pink Lady. È la tua Rizzo? Diciamo che ha un bel caratterino, la mia Rizzo, ma in realtà durante lo spettacolo fa uscire anche diciamo i suoi lati più fragili e deboli verso la fine. Però non diciamo altro, a parte che tutti hanno visto questo film, quindi diciamo quindi che verso la fine dello spettacolo esce anche la parte più intima di questo ruolo. E invece parliamo con te e riflettiamo che cosa c'è in comune con questo personaggio che interpreti, se c'è qualcosa in comune ovviamente. Mi ci ritrovo molto in tutta quella parte adolescenziale che ho passato io, questa voglia di voler diventare grande e fare il provolone con tante donne, questa cosa mi ci ritrovo. Credo che sia un personaggio anche divertente a tratti e anche buffo nel suo modo di essere comunque figo. Facciamo finta che una sera ad una recita dovete cambiare i ruoli. Che ruolo decidi di fare? Per una sera, invece del tuo ruolo, fai un altro ruolo. Quel ruolo è? Forse Dudi. Secondo me mi sono innamorato, diciamo, di questo personaggio più che altro più per la persona che lo interpreta, per come la fa la persona. Quindi se ti devo rispondere direi Dudi. Tu invece? Allora, io vorrei fare un ruolo da maschio in realtà e vorrei fare Sono più interessanti? Mi piace Kenickie, se potessi cambiare. Ma è molto energico come ruolo, è molto divertente, è molto forte, ha dei pezzi bellissimi musicalmente parlando, è un bel personaggio. Tu preferisci fare i personaggi più vicini alla tua indole o quelli invece proprio diversi, perché vuoi calarti in un'altra psicologia? Sai che non lo so? In realtà entrambe le cose. Magari dipende da quanto mi sento affine o quanto comprendo quel ruolo, perché magari a volte si comprendono anche cose molto distanti da noi o a volte non si capiscono cose molto vicine a noi, quindi credo che sia molto dipende dal ruolo. Sai, quelle sere non le scorderai. Wow, wow, wow. Che c'è? Zucca. Sei perfetta per me. Io voglio te. Soltanto E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietroloquintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietroloquintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.